Oggi in tutta Italia iniziano le iscrizioni presso gli istituti scolastici fino al prossimo 10 febbraio. Siamo all'Istituto L'Italia di Montalcini, ecco, parliamo col dirigente scolastico Luigi Costanzo. Ecco, una data importante, anche il vostro istituto, apre le iscrizioni. Ecco, parliamo appunto di come si fa ad iscrizione online e anche con l'occasione di ciò che offre l'Istituto Re di Montalcini, che ricordiamo, un istituto comprensivo con tanti plessi sparsi nella zona. Sì, oggi iniziano le iscrizioni, come diceva lei, online tramite la piattaforma unica, e quindi le famiglie con le quali già abbiamo avuto dei contatti già ci hanno dato la loro preferenza, scriveranno i loro figli ai nostri settori, sia quelli della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le iscrizioni ancora proseguono in formato cartaceo, si possono fare in formato cartaceo, mentre per quanto riguarda la scuola primaria sarà, come dicevo, online, e anche per quanto riguarda la scuola secondaria primo grado. Noi, ripeto, martedì 23 faremo l'Open Day d'istituto, ma già abbiamo avuto dei diversi contatti con l'utenza, con le famiglie che già hanno gradito la nostra offerta formativa, ma proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ogni martedì l'ufficio di segreteria saranno aperti, per cui per necessità eventuale delle famiglie che avessero delle difficoltà con la piattaforma informatica, ma credo che non ci dovrebbe essere problemi, però noi offriamo questo servizio all'utenza tutte, fermo restando che tutte le mattine gli uffici di segreteria sono aperti a disposizione dei genitori. Il vostro è un istituto comprensivo e comprende varie altre sedi distaccate. Sì, un istituto abbastanza grande che si estende nella zona tutta, a sud di Agrigento, Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, San Leone, Via dei Fiumi, quindi abbiamo diversi plessi e diciamo che ogni plesso fa parte dell'istituto, facendo parte dell'istituto, però racchiude in sé una propria entità che poi trasmette agli altri plessi. Ieri per esempio abbiamo avuto la visita gradita del cantautore, nostro concittadino Daniele Magro, che ha lietato il plesso dei Cosmi. Anche al plesso Montessori hanno fatto un'altra bella attività per quanto riguarda la pizziata dei, così chiamata, ecco, per far capire che in ogni plesso si fanno delle attività, ma di concerto con quella che è l'unitarietà del plesso stesso, dell'istituto stesso, e devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai docenti, della fattiva collaborazione dei genitori. Abbiamo un ufficio segreteria molto attivo, che è sempre disponibile, con il DSGA sempre presente per tutte le esigenze che si dovessero verificare in questo particolare momento che ci viene impegnato con i progetti del PNRR, che sono dei progetti fondamentali. Noi li abbiamo utilizzati, li utilizzeremo, ripeto, per dare un contributo fattivo all'ampliamento della nostra offerta formativa, a partire dalle lingue, dai corsi di informatica, e soprattutto abbiamo sempre un'attenzione particolare nei ragazzi più bisognosi, nei ragazzi che hanno qualche difficoltà, e quindi come tale lì la nostra è una scuola veramente inclusiva.